Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Questa mattina hanno occupato gli uffici che ospitano la direzione dell'azienda sanitaria dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, i precari. Nel pomeriggio però è arrivata la proroga dei contratti al 31 dicembre. Il segretario della CGIL ha incontrato i 52 dipendenti del Carrefour di Crotone licenziati e promette un incontro al Mise. Non pagano la benzina e la manutenzione ai fornitori dell'ASP di Cosenza, ambulanze ferme a Corigliano e Rossano, il servizio coperto dai privati, il cui costo è di 700 euro al giorno. L''ndrangheta si conferma l'organizzazione criminale più pericolosa al mondo, l'analisi del ministro Luciana Lamorgese nel corso dell'audizione in commissione antimafia. Si è insediato questa mattina il nuovo rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, prende il posto di Gino Mirocle Crisci. Gare da dimenticare per il Cosenza e il Crotone, entrambe sconfitte nel turno infrasettimanale di campionato. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo della disperazione dei precari licenziati dal pugliese Ciaccio di Catanzaro, che questa mattina hanno occupato gli uffici della direzione generale dell'azienda. Hanno annunciato lo sciopero della fame e della sete e minacciato anche di cospargersi di benzina e darsi fuoco. Poi nel tardo pomeriggio la riunione con Cotticelli e la proroga fino al prossimo 31 dicembre. Questa era la disperazione di una dipendente precaria in servizio nell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. È il momento massimo della protesta che si è registrata questa mattina. Rabbia, disperazione, sconforto. C'è stata anche la minaccia dello sciopero, della fame e della sete. Poi sono arrivate le dimissioni del reggente dell'azienda e nel tardo pomeriggio la fumata bianca, e cioè la proroga fino al prossimo 31 dicembre. La soluzione individuata nel corso di una riunione a cui hanno partecipato una delegazione di precari insieme ai rappresentanti sindacali e al commissario Cotticelli. Fra gli altri era presente anche il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Dopo aver ottenuto la garanzia della proroga, i precari hanno deciso di togliere l'occupazione della direzione aziendale. Al momento il lungo filo della disperazione disegna questo finale, ma è chiaro che molto ancora dovrà essere detto e scritto, perché questo era l'obiettivo minimo che si erano prefissati i lavoratori. La partita vera forse comincia adesso. E a proposito di lavoro, torniamo ad occuparci anche della vertenza dei 52 dipendenti del Carrefour di Crotone licenziati con un messaggino. La loro protesta va avanti, hanno incontrato il segretario della CGIL Maurizio Landini. Si spera che sia presto convocato un incontro al Mise. Da 2 settimane presidiano il supermercato dove per anni hanno lavorato. I 52 dipendenti del Carrefour di Crotone non mollano, sono stanchi, stremati, delusi, ma continuano a lottare per difendere il loro posto di lavoro. Padri e madri di famiglia mandati a casa con un messaggino che non percepiscono lo stipendio da mesi. Hanno esternato le loro preoccupazioni al segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Noi è seria la situazione, da luglio che non percepiamo lo stipendio, non sappiamo più come fare, dove andare, anche se noi andiamo a chiedere aiuto alla famiglia, comunque non può, il problema è questo, noi dobbiamo continuare a vivere. Una situazione difficile, complicata, snervante. Il numero 1 della CGIL ha ascoltato i dipendenti, quindi ha ricordato che si sta lavorando per ottenere un incontro al Ministero. Non è una situazione facile, anche perché siamo in presenza, da come hanno raccontato i lavoratori, di un atteggiamento imprenditoriale piuttosto grave. E allo stesso tempo c'è un problema che riguarda i grandi gruppi che danno in affido senza garanzie, e questo rischia di cadere semplicemente sui lavoratori. E siccome l'obiettivo è quello non di salvaguardare l'imprenditore ma di salvaguardare i posti di lavoro, l'impegno che ci siamo presi è quello di poter chiedere
un coinvolgimento anche del MISE, del Ministero dell'Economia, per verificare le condizioni che possono esserci, non solo per dare una soluzione agli stipendi e alle tutele dei lavoratori, ma vedere se c'è la possibilità che si determini la possibilità di una continuità produttiva. Adesso una protesta singolare che si è registrata questa mattina a Reggio Calabria, il riordino del settore, la lotta all'abusivismo sono le rivendicazioni degli impresari delle agenzie di onoranze funebri che si sono dati appuntamento davanti il Palazzo del Consiglio regionale, Palazzo Campanelle, e hanno scelto una modalità di protesta davvero clamorosa. Una protesta che non può passare inosservata e a qualcuno, uscendo da Palazzo Campanella, sarà preso un colpo trovando schierati davanti all'edificio che ospita il Consiglio regionale decine di carri funebri, alcuni con all'interno la bara e i manifesti. La trovata, a dire la verità, già sperimentata in altre regioni in passato, è stata realizzata dagli aderenti al Comitato Spontaneo Onoranze Funebri Italiane per lamentare la mancata approvazione della legge di riordino del settore dopo l'abrogazione della legge 2218, impugnata in alcune parti dalla Corte Costituzionale. Il nuovo testo, che ha modificato le parti contestate dalla Consulta, dopo l'approvazione nelle commissioni sanità e bilancio del Consiglio regionale, non è stato ancora approvato dall'Assemblea, nonostante sia stato inserito più volte tra i punti all'ordine del giorno. Secondo gli esponenti del Comitato ci sarebbe un certo ostruzionismo da parte di alcuni politici che per motivi non chiari ostacolerebbero l'approvazione della legge. Gli impresari delle agenzie di onoranze funebri calabresi chiedono una veloce soluzione alla vicenda, minacciando di bloccare la città con centinaia di carri se ciò non dovesse avvenire. Le problematiche sono diverse, no? Le più importanti sono la regolarizzazione di strutture come le case funerarie, che qui in Calabria ancora non sono nate, sono quasi pronte per essere aperte, ma non c'è una legislazione che le possa regolare, come la cremazione. Vorremmo che si possano disperdere le ceneri magari sullo Stretto di Messina, a Scilla o nei posti più belli della nostra Calabria, dove le famiglie talvolta hanno questo desiderio. C'è la regolamentazione anche delle imprese, dove all'interno del testo c'è la clausola di avere quantomeno un'auto funebre, un carro funebre o un furgone, mentre oggi si discute spesso di abusivismo. Ci sono imprese che senza nulla, una marca da bollo a 16 euro, si inventano dall'oggi al domani. Adesso ci spostiamo da Reggio Calabria allo Ionio Cosentino, perché ci sono ambulanze senza carburante e manutenzione a Corigliano Rossano. Il servizio invece viene espletato dai privati con un esborso per l'ASP di Cosenza di 700 euro al giorno. Ambulanze ferme e fatture non pagate, la situazione grave del 118 di Corigliano Rossano segnalata alla nostra redazione, in particolare il fermo dei mezzi di soccorso a causa della mancata manutenzione preoccupa il personale. Il rischio è che si fermino per strada, magari con il paziente a bordo, un vero e proprio incubo per i sanitari che hanno più volte comunicato, avvertito del pericolo, i vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La soluzione si è trovata ed è quella di delegare il servizio alle ambulanze private con un costo di 700 euro al giorno. In 2 settimane si superano i 10.000 euro. La domanda degli operatori è: non sarebbe più economico far riparare le ambulanze in dotazione al nosocomio? Il buonsenso e un'oculata gestione delle risorse economiche indicherebbero questa strada, ma in sanità non è la ragionevolezza a definire la spesa. Si continuano ad accumulare debiti come quelli del carburante. Le stazioni di servizio hanno deciso lo scorso fine settimana di non erogare più la benzina per le ambulanze, visto che non sono state pagate. Sembra incredibile ed invece è tutto drammaticamente vero. Ci chiediamo, se lo chiedono quotidianamente gli addetti ai lavori, i soldi sprecati sono soldi pubblici, soldi di tutti i calabresi, e dunque andrebbero investiti in risorse umane, in macchinari, in qualità delle prestazioni, e invece non accade. Si preferisce alimentare i viaggi della speranza e far ricche le regioni del nord, si preferisce lasciare un comparto quale quello della sanità allo sbando. Lasciamo la sanità, parliamo di 'ndrangheta, perché si conferma l'organizzazione criminale più pericolosa al mondo. L'analisi è del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nel corso di un'audizione nella Commissione Antimafia.
La lotta alla mafia è una priorità del governo. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, durante la sua audizione in Commissione Antimafia, ha sottolineato che l''ndrangheta rappresenta l'organizzazione più pericolosa. Un'analisi dettagliata del fenomeno mafioso. Quest'anno, ha detto, sono stati arrestati 45 latitanti, tra cui 11 di 'ndrangheta. Negli ultimi decenni, ha evidenziato ancora la responsabile degli interni, le organizzazioni mafiose hanno fatto registrare ampie trasformazioni, assumendo formule organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complesse. L''ndrangheta continua a rappresentare un'organizzazione fortemente strutturata su base territoriale, articolata su più livelli e provvista di organismi di vertice che si avvalgono del rispetto di usanze e ritualità consolidate, quale rigido cerimoniale che dà sostanza al vincolo associativo, con un connubio del tutto peculiare di arcaicità e modernità. Il ministro Lamorgese ha poi sottolineato che è importante, con l'attività investigativa, mettere in luce i collegamenti con la criminalità straniera perché sia efficace l'attività di contrasto. La vocazione imprenditoriale dell''ndrangheta continua a essere alimentata dalle ingenti risorse provenienti dal narcotraffico internazionale, dalle infiltrazioni negli appalti pubblici, dalle estorsioni e da altre fonti illecite reinvestite nel circuito dell'economia legale. Anche le cosche calabresi annoverano oggi affiliati capaci di relazioni affaristico-imprenditoriali in grado di condizionare ambienti politico-amministrativo ed economici e allo Stato la stabilità degli equilibri criminali tra le 'ndrine è volta a salvaguardare gli interessi economici che derivano dalla gestione unitaria degli affari illeciti. Adesso altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Non ha provocato danni a persone il crollo dell'intonaco del soffitto avvenuto nella tarda serata di ieri negli uffici del reparto di broncologia interventistica dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le stanze al momento del crollo erano vuote, i calcinacci sono caduti su sedie e scrivanie, non sono ancora chiare le cause. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che sia dovuto a lavori di ristrutturazione in corso al piano superiore. Smaltiva rifiuti nel piazzale adiacente il capannone industriale della propria azienda, bruciandoli all'interno di un cassonetto di metallo. Un imprenditore di Montalto è stato denunciato dai carabinieri forestali per combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose. Nel piazzale erano evidenti tracce di cenere e residui di bruciature pregresse. Il cassonetto utilizzato è stato sequestrato. Prevenzione di atti criminali contro le rivendite di generi di monopolio. È stato sottoscritto stamani un protocollo dal prefetto di Reggio Calabria, dal presidente della Federazione Provinciale dei Tabaccai, alla presenza dei comandanti provinciali, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Fra gli obiettivi del protocollo il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le sale operative delle forze dell'ordine. Una rapina è stata messa a segno nella notte in un'abitazione di Pizzo nel Vibonese. Vittima dell'accaduto un anziano che si è trovato i malviventi in casa ed è stato costretto a consegnare denaro e gioielli, oltre che una pistola legalmente detenuta. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona. Un gravissimo episodio di bracconaggio si è verificato nelle campagne del Vibonese. In un bosco di pioppi nei pressi del fiume Mesina, un giovane rarissimo esemplare di astore, un rapace diurno tipico dei boschi, è stato rinvenuto sul terreno ormai incapace di volare a causa della frattura ad un'ala procurata da un pallino da caccia. A soccorrere e recuperare il rapace un cercatore di funghi che si è messo in contatto con il WWF di Vibo. Adesso il passaggio di consegne all'Università della Calabria di Rende fra Gino Miracle Crisci, che ha lasciato il posto al nuovo rettore Nicola Leone, eletto proprio nella scorsa primavera. Il flebile suono della campanellina ha sancito il passaggio ufficiale delle consegne all'Università della Calabria. Gino Miracle Crisci lascia a Nicola Leone la guida dell'Ateneo. Il nuovo rettore, è la prima volta che accade, è stato studente dell'Unica, l'iscritto nel 1981. In tanti mi dicono che col fatto che uno studente dell'Unica diventi rettore in qualche modo si realizza il sogno
Andreatta, no? Che diceva l'università deve creare la classe dirigente calabrese, quindi in questo modo diamo coronamento a questo sogno. Chiaramente questo mi riempie di ulteriore responsabilità, voglia di fare e fare bene. Il rettore uscente afferma di aver lasciato un ateneo in buona salute. Alcuni risultati importanti li abbiamo raggiunti, 2 soli vorrei citare. Uno è l'apertura al territorio, la famosa terza missione con i rapporti istituzionali anche con gli enti locali, cominciare dalla regione, è stato un grande successo. E anche l'unione dei rettori è stato un grande successo. Noi stiamo dimostrando che l'unione fa la forza. E poi il grosso iniziative che riguarda gli spin-off, cioè tutto quello che l'università può fare per dare origine ad aziende, ad attività, per favorire finalmente i nostri laureati di essere in Calabria. Niente cappello in mano con la politica e però tanta voglia di sinergie, questo è quello che dice il rettore appena insediatosi, che ha molti progetti. Sicuramente ci sarà una particolare attenzione alla didattica. Io penso che sia necessario avere una didattica che sia più al passo coi tempi. La società negli ultimi anni cambia rapidamente, anche la didattica universitaria deve essere in grado di stare al passo. Pensiamo e vogliamo rilanciare il campus, crediamo e puntiamo all'internazionalizzazione. Vogliamo proiettare la nostra università verso l'Europa e verso il mondo. E chiudiamo con una battuta. Sono un informatico, io penso che qualche passo in più di automazione i colleghi se l'aspettano, ma non diventeremo dei robot. Adesso il tour del Corriere della Sera, il bello dell'Italia, che racconta le storie positive del nostro paese. Dopo Milano e Ravenna ha fatto tappa a Cosenza. Dopo Milano e Ravenna è stata Cosenza la terza città scelta per il tour del Corriere della Sera Il bello dell'Italia, che racconta le storie positive del nostro bel paese. Il viaggio del Corriere della Sera mette in evidenza aspetti culturali, ambientali e urbanistici, guardando la gente negli occhi ed ascoltando le storie. Cosenza è una Calabria molto particolare, molto dinamica, c'è un grande balzo in termini di visione green, visione verde, e io che sono venuto un giorno prima di questo evento per vedere la città, vederla bene, ho potuto notare questi grandi cambiamenti. Le città sono degli organismi viventi, devono sempre rinnovarsi, devono sempre avere delle ambizioni per potersi trasformare e poter rendere più vivibile, cercare di mantenere coesa la comunità. E quindi credo che sicuramente Cosenza abbia fatto dei grandissimi passi avanti e con delle anche soluzioni molto originali e interessanti, che intrecciano questioni ambientali ma anche con interventi artistici e architettonici non di poco conto. Il museo multimediale di Piazza Bilotti è stato il luogo prescelto da Alessandro Cannavò per l'incontro intitolato Una città in trasformazione in un habitat prezioso. Nel corso della serata sono stati tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco per raccontare, ciascuno dal suo punto di vista, la bellezza di Cosenza che unisce cultura e natura. Noi siamo contentissimi di questa giornata che non fa altro che fare una sintesi di tutta un'azione che c'è stata in questi 8 anni, che ci ha visto protagonisti a livello nazionale, con Cosenza che è sempre ai primi posti in tutte le graduatorie della sostenibilità, della produzione culturale, delle buone pratiche e anche delle opere di rigenerazione urbana che sono state portate avanti. Ricordo l'ultima pubblicata oggi sul Sole 24 Ore e che riguarda il rapporto ecosistema urbano delle città, che ci vede prima città del centro-sud Italia in tutti i parametri che sono quelli relativi alle buone pratiche che noi abbiamo portato avanti in questi anni. Questo dimostra che anche nel sud si può cambiare, che c'è un'azione coordinata, continuativa, un'azione di squadra e soprattutto incentrata su quelle che sono le politiche di buonsenso che ormai hanno portato in Europa anche a realizzare città che sono ecocittà, ecoquartieri. Ecco, Cosenza è su quella strada, la città della salute, la città del benessere, la città delle buone pratiche, la città della produzione culturale innovativa, la città della solidarietà.
Adesso parliamo di sport, in particolare di calcio di Serie B, perché è stata una 10ª giornata da dimenticare per il Cosenza ed il Crotone, entrambe sconfitte nel turno infrasettimanale di campionato, i Lupi a Chiavari mentre i Pitagorici a Verona. Turno infrasettimanale indigesto per Cosenza e Crotone, 0 punti e tanti malumori per le calabresi di B. Se la prende con se stesso e con i suoi calciatori Piero Braglia, che ha assistito alla prova meno brillante delle prime 10 gare di campionato. I rossoblù avevano già toppato al Marulla con il Livorno, rimediando solo nel finale, e nel primo tempo con il Cittadella, cancellando le negatività con una ripresa stellare. Stavolta non c'è stato verso di cambiare la rotta di una partita giocata bene dalla Virtus Entella e interpretata male dai rossoblù. Non sapremo mai quanto ha inciso il turnover applicato dal tecnico, necessario considerati i brevissimi tempi di recupero dopo la gara con il Chievo. Certo è che il Cosenza si è fatto sorprendere dall'aggressività degli avversari, così come era successo al Tombolato, non riuscendo ad essere incisivo nelle ripartenze, anzi offrendo il fianco alle scorribande di De Luca e Mancosu, le spine che hanno svelato ben presto le debolezze dei lupi. Nonostante la scarsa vena, il Cosenza ha retto per buona parte della gara e tutti, Braglia per primo, hanno sperato di vederlo risorgere, magari dopo i correttivi apportati in corsa dal tecnico, ma proprio quando il peggio sembrava alle spalle e si intravedeva la possibilità di limitare i danni mantenendo l'imbattibilità, è arrivato il gol vittoria dei padroni di casa, letale il colpo di testa di Poli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un passo indietro per il Cosenza, così lo ha definito il tecnico in mixed zone, una prova da cancellare così come hanno fatto sempre i lupi nelle ultime stagioni, cambiando pelle alla prima occasione utile. Lunedì al Marulla sarà di scena la Cremonese, avversario tosto e blasonato, stimoli e aspettative non mancheranno certo. Dispiace perché siamo tornati veramente all'inizio. Dopo una partita col Chievo, dopo una partita col Cittadella, dove hai dimostrato di stare bene, non si può fare una partita del genere, che poi sapendo che è di un'importanza notevole. Se la prende con l'arbitro invece Giovanni Stroppa, parla di direzione sfortunata ma si capisce cosa intende, eppure sembrava poter andare tutto liscio per i rossoblù dopo il vantaggio costruito da Nuanco Simi, prima subendo il fallo da rigore in questo contatto con Esposito e poi trasformando il penalty con la solita freddezza. I 3 punti potevano rappresentare la conferma del primo posto in classifica e una sorta di vendetta sportiva per quanto successo nelle annate precedenti con i clivenzi. Invece l'espulsione di Zanellato per questo intervento giudicato in ritardo e il rigore assegnato ai padroni di casa per il corpo a corpo tra Spolli e Cesar hanno consentito di raggiungere il pareggio alla squadra di Marcolini, a segno con il redivivo Giaccherini. Nel finale ancora una palla gol per Simi, impreciso nel diagonale, e il blitz di Rodriguez in rete di testa su assist di Maggiorini per il 2-1 che premia oltremodo la squadra veneta. Sabato allo Scida il Crotone ospiterà il Perugia. Gli episodi sono talmente evidenti, l'espulsione di Zanellato entra nettamente in anticipo sulla palla, ma quello che mi fa specie è che anche i collaboratori non collaborano. Il rigore di Giaccherini, c'è un fallo netto come una casa su Spolli, alla fine su Cesar cade in aria, si fa trascinare, cade in aria perché gli manca l'appoggio, la prende con la mano. Cioè, ma di che cosa parliamo? Qua non parliamo di VAR, qua non è una situazione di VAR, perché la gestione della gara è stata, secondo me, sfortunata, la mettiamo in questa maniera. Detto questo, non posso commentare una gara del genere, perché comunque sapevamo di poter trovare delle difficoltà, le abbiamo trovate, siamo andati in vantaggio, in piena gestione, sapevamo che potevano avere un force nel secondo tempo, un pochino iniziale, poi nella gestione la squadra è stata eccellente, poi è chiaro che in 10 contro 11 per mezz'ora si è aperta un'altra partita e quindi mi diventa difficile fare un commento tecnico di fronte a delle cose così evidenti. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ultime ore almeno per il momento di clima mite. Infatti è previsto un temporaneo calo delle temperature che si avvicineranno a valori più consoni alla stagione autunnale. Ciononostante si tratterà solo di un momentaneo calo. Già nel corso del prossimo fine settimana è previsto un nuovo progressivo aumento delle temperature che continueranno a risultare ancora di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con possibili piogge distribuite a macchia di leopardo, anche se non si escludono nel corso della giornata schiarite a tratti, temperature in ulteriore leggero calo.
Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti che spireranno dai quadranti occidentali, mosso il Mar Ionio con venti moderati di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.